Eccomi qua, un nuovo episodio improvvisato. Ho pensato oggi di parlare di un argomento leggermente macabro, quasi horror. D'altronde, se vi fate un giro nell'angolo del gaming, vedrete che ho preparato le nuove registrazioni di Duskwood e il tema horror ritorna spesso per qualche ragione. Scusate, sta passando un tram, ma oggi vorrei fare un viaggio nel tempo con voi. Innanzitutto torno indietro di poco più di 20 anni, era il periodo 2000-2001, quando arrivò una notizia nei giornali locali, mentre io lavoravo in uffici comunali in Veneto. Era stata fatta una scoperta in un museo locale. Questa scoperta era legata niente poco di meno che a Francesco Petrarca. Quindi torniamo indietro. Francesco Petrarca nacque ad Arezzo il 20 luglio 1304, morì ad Arquà il 19 luglio 1374. Arquà è in provincia di Padova. Sembra che tu non abiti ad Arquà, tu non sei qua con me. Ma anch'io non sono ad Arquà in questo momento, sono là, da un'altra parte, un po' più lontano, non sono neanche in Veneto, ormai da 20 anni circa. Ma tornando a parlare di Francesco Petrarca, avvenne una cosa quando morì. Fu imbalsamato e messo in un posto dove poteva restare lì tranquillo a riposare fino a un'eventuale risurrezione futura. Un giorno un uomo, un tale Martinelli, nativo di Portogruaro, provincia di Venezia, tentò di fare un furto nel luogo in cui il Petrarca abitava ormai da un po' di tempo. Sì, perché era stato seppellito in pratica nella tomba di una chiesa e mentre tentava il furto per non farsi arrestare si dimostrò davvero bravo, intelligente quell'uomo, capace di tenere in mano, di usare la sua mano, preso forse dal momento, forse dalla paura di quello che poteva succedere, dalle eventuali conseguenze, strappò la mano al Francesco Petrarca, ormai defunto, quindi non può aver provato alcun dolore, ma il dolore è stato provato dai suoi ammiratori. Era uno scrittore, un poeta, un letterato, era dell'epoca dantesca, quindi il periodo d'oro della lingua italiana, quando la lingua italiana è nata, ma purtroppo la sua mano fu strappata. Quell'uomo si mise in fuga, attraversò tutto il Veneto e arrivò nel Veneto orientale, a Portogruaro, dove si rifugiò? Nel convento dei frati. Quindi in una chiesa aveva rubato la mano e nel convento si rifugiò e lì diventò un frate Martinelli. Passò qualche tempo. Durante il XIX secolo quella mano fu scoperta e messa a disposizione dei musei locali, finché all'inizio del secolo scorso, poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale, quando dovrebbe essere successo, a causa di alcuni lavori di restauro del museo cittadino, la mano, se ho capito bene, è caduta ed è finita dietro un mobile. Sono passati circa 100 anni, è l'inizio del nostro secolo, cioè del secolo in cui stiamo vivendo adesso. Se poi questa registrazione dovesse essere riascoltata fra 100 anni, non è più il secolo di chi starà ascoltando. Diciamo, XXI secolo. Il secolo in cui sto vivendo io nel momento in cui registro, per i posteri si scoprirà. E spostando quindi, dovendo fare altri lavori di restauro perché il museo negli anni 90 restò in pratica sempre chiuso, ricordo anche negli anni 80, ricordo che
La mia maestra delle elementari voleva portare la classe a visitare il museo, ma non fu possibile perché il museo era chiuso per restauro, un restauro che durò per tutto il tempo delle elementari e credo anche delle medie, il che significa 5 più 3, 8 anni, forse anche una parte delle superiori. Alla fine, anche se era stato inaugurato, io non ci sono, no, forse ci sono entrato subito dopo l'inaugurazione, un vago ricordo. E comunque, all'inizio degli anni 2000 avevano deciso di apportare alcune piccole modifiche, spostando un mobile trovarono dietro questa mano. Credo che qualcuno si sia spaventato in quel momento, d'altronde era il periodo anche in cui un certo Una Bomber colpiva spesso la zona, quindi magari poteva essere la mano di qualcuno, però era un po' vecchiotta quella mano, sembrava dimostrare di avere quasi 1000 anni, 1300-700 anni, e quindi cercando e ricercando i documenti, il personale del museo alla fine ha trovato i riferimenti a quel frate, al frate Martinelli, l'autore del furto della mano, la persona che fece in pratica arrivare poi al museo della città la mano del Petrarca. Da quel giorno iniziarono alcune ricerche scientifiche, una piccola autopsia alla mano, per capire se davvero era la mano del Petrarca. Sono passati ormai poco più di 20 anni, siamo nel 2023, prossimo anno, adesso siamo nel 2022. Sto già pensando al futuro, ai posteri che ascolteranno questo, quindi tra un anno qualcuno ascolterà e penserà: ah, hai appena registrato. No, l'ho registrato nel 2022, nella prima metà fra l'altro. E succederà una cosa, cioè sta succedendo una cosa, ancora oggi non si sa se quella è la mano del Petrarca oppure no. La mia ipotesi è che a oggi, finora, nessuno sia riuscito a fare delle analisi a riguardo. Comunque, detto questo, cosa facciamo? Abbiamo raccontato questa storia un po' macabra, quasi horror. Se volete potete approfondire, ci sono alcuni esperti lì a Portogruaro che stanno studiando questo argomento, stanno approfondendo, di tanto in tanto la mano è messa a disposizione del pubblico, non so se sia esposta a tempo indeterminato o solo di tanto in tanto lì nel museo, quindi se volete vi fate un viaggio, andate a vederla. Così è stato un piacere registrare questo episodio. Ci sentiremo poi in quegli episodi un po' più organizzati, con argomenti spesso musicali, anche videoludici, informatici. Grazie per aver seguito questo episodio dedicato alla mano del Petrarca. Ciao a tutti.